Massimo Zedda, la Iannau dai sutrechi de Santu Gabine, che si queria candidare a sindico de Castello, e la torrava a narrare rinate ras occasioni spuru. Quando che sun colossos tempos tecnicos pro convocare esas primarias e risero su Campo Largo ha deciso di appoggiare esa candidatura des ex sindico de Castello e pro crase sprevidi una conferenza de imprenta desa coalizione de centro-sinistra pro ufficializzare questa candidatura. In Sardia scolada s'ingegnere e docente universitario Enrico Ciotti e ex consigliere comunale Davide Carta hanno declarato di essere a disponimento della coalizione. Tocca de comprendere come si hanno decidere di currere a Sasola o si hanno appoggiare l'unico candidato pro como del centro-sinistra. Mancano tre schidas a sa presentazione desa listas e deso simbolos e galo non si comprendete. Si Renato Osoru ha proponere un candidato suo a sa elezioni amministrative al 18 e 9 de Lampadas. Oie, Sardegna al centro 2020 va che un anno. Su 6 di aprile del 2023 su progetto politico lo hanno presentato in Pompa Magna, in su Teatro Verdi, in Tattari e in Saviera, in Castello. In su capo Esusu, su rappresentante Stantonello Peru, chi può contare su Pramizzar de Bottoso. In su capo Iosso, dai Castello a Susulcis a su Campidano de Mesu e Stefano Tunis. De area berlusconiana, ma che in radichina democristiana e liberale sana picausa ereditade de Giorgio Oppi. A dir de oggi hanno appoggiare a Alessandra Zedda in Castello, in accordo con sa coalizione larga de centrodestra. In Tatteri in Salighera hanno decidere in altera maniera. Pro Palato Ducale hanno curre scontra su candidato sindico designato da Lega e Forza Italia, su rettore Gavino Mariotti, che in Bannor Facchete hanno fatto vincere a Nanni Campus. Questa volta hanno deciso di accompagnare chi in sorbotto si soro a Nicola Lucchi. In Salighera, Lega e Fratelli d'Italia hanno candidato a ex sindico Marco Tedde, mentre a Sissoso appoggiano a Sabocao Francesco Marinaro. Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Castello hanno arrestato a un cittadino nigeriano che caiate in gurtiu 100 ovulor de droga 1 chilo e 200 grammos in tutto. I sinteri di una scantas attividade de contrasto a sa criminalidade vatta in s'aeroporto de Sumaso in Castello, sos agenti hanno computato uno scantor viazzadores a ribosa Sardegna. Computando cu sorvenende de Bologna hanno firmato un nigeriano che a pustir de poco tempus ha cominciato a s'intender male. Sul militare spessando che si recupande droga che l'ampiccava su pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità de Castello, dove l'hanno fatto a radiografia e l'hanno ricoverato di urgenza per recuperare esa droga. A Somine l'hanno arrestato per reator de traffico e possesso de droga pro la vendere e una volta avvocato dell'ospedale che l'hanno aiutato a su carcere de Utta. Una questione legata a calcolo de ingegneri sprocolire esabbe in caso de temporada, caso cammino atto una pendenza a manna. Su comune de Nugori spricati in questa maniera sor gradinedos in sosi scivolor desor marciapiedi e asfalto in pessu posto in carrera ragazzi del 99. In Sardia scoladas in Facebook su cussi zeri di opposizione Francesco Guccini a tallutus as polemica faveddande dir ballo ormannos in conto de barrieras architettonicas in cussu trettu de camino costava su comune 1.800.000 euro. Non battir ballo risponde Toies assessore a sostraballos pubblico Fabrizio Beccu che ammenta finza che sostraballo non che zungala cabauso in su cartello sa data de a cabo de su cantieri e sprevidia prosu sechi de lampadas de su 2020 battoro. Su comune in prur data eschire che straballande pro istituzione de sa figura de su garante desor disabilese hanno posto su dinare in su bilancio di approvare in sardiesi invenientese una figura che una volta istituita a dare su parre pro sas operas pubbliche e finza pro carrera ragazzi del 99. Stata decidere in tribunale su venidore de su centro di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria plus importante de Tattari. Soschento traballadores e so 70 chimbe ospites con disabilidades psichicas desopera Gesù Nazareno sono isettandes a decisione de su Zuzze in merito a sas condizioni che permittano a sbloccare su DURC, su documento unico de regolaridade contributiva necessario per liberare so 720.000 euro de creditor firmoso. In questa maniera sos traballadores l'erdia un po' de spaccare sos stipendi
stipendios arretrauso. Si sti tutti in su mese de brevario a pediusu concordao preventivo in continuità aziendale pro evitare sa chiusura. Sa richiesta è sta arribada per os problema graver de liquidità a secur des avvertenze in Simps. Sin da cause cittadino si sono moglies pro interessare as istituziones desa situazione in difesa di un'istruttura importante chi si di attancare, di accaionare problema armannoso che di abbenner manco un servizio necessario pro su territorio.